Ci troviamo qui presso la sede del Popolo della Libertà Portoguaro con Pietro Rambuschi, capogruppo in Consiglio Comunale per il PDL. Allora, Piero, mercoledì scorso il sindaco Bertoncello, assieme al suo collega di Concordia Sagittaria, hanno fatto un incontro con la cittadinanza per spiegare un po' la questione della città metropolitana. A un certo punto ha fatto un'osservazione, cioè ha detto che i consiglieri del PDL avrebbero potuto, è un'ipotesi che lui ha fatto, no, votare a favore del suo ordine del giorno che prevede appunto l'adesione del comune di Portogruaro Certo. alla città di metropolitana se fosse trascorsa almeno una settimana dal 3 settembre. Perché diceva questo? Perché il coordinatore del Popolo della Libertà a livello provinciale, Mario Della Tor, assieme anche all'assessore Renato Chisso, assessore regionale, hanno dato una indicazione ai vari amministratori Certo, locali del certo. Veneto orientale di appoggiare in sostanza il percorso che ci condurrà alla città metropolitana. Sì. Adesso io volevo chiederti, tu assieme a Luciano Gradini che avete votato contro, adesso ci avete ripensato, mantenete la vostra posizione, i vostri dubbi? Noi altri confermiamo la votazione del no, dell'ordine del giorno del sindaco Bertoncello, ma soprattutto volevo iniziare dalla prima domanda, che il sindaco Bertoncello ha comunicato quindi alla popolazione che sia io che Gradini avremmo votato a favore del suo ordine del Sì, lui giorno. non vi ha nominato per Sì, nome, ma però c'è ha senza fatto dubbio, i capire. componenti del PDL siamo io e Luciano Gradini. Ecco, io voglio far presente quello che ho detto anche in Consiglio Comunale, che se non c'è uno statuto, cioè se non ci sono le regole, io non sono in grado di votare o sì o no per un ordine del giorno. Quindi è indispensabile prima lo statuto e poi eventualmente ne discutiamo di città metropolitana. Per quanto riguarda quelle indicazioni di Mario Dalla Torre che lei mi accennava, ecco, io posso anche dire di aver sentito Mario Dalla Torre la settimana prima in quel di Mestre che lui invitava appunto noi coordinatori del PDL ad appoggiare la possibilità della città metropolitana. Ma questa indicazione di Mario, io ho sempre fatto presente che sì, se avessi conosciuto, ripeto quello che ho detto prima, sì, se avessi conosciuto il regolamento, ma senza regole io non posso votare nessun ordine del giorno, perché Portogruaro io rappresento come consigliere comunale la città di Portogruaro, mentre Mario Dator appartiene alla città di Mestre, in questo caso non di Portogruaro, anche se è coordinatore, perché io sono, ripeto, sono consigliere comunale di Portogruaro, io devo fare il bene solo della città di Portogruaro. Quando io conoscerò le regole potrei anche cambiare come opinione, però prima le regole e poi si vota. Non so se ho detto tutto, se ho tralasciato qualcosa forse. Sì, volevo sapere se anche Mm. tu sei d'accordo, hai lo stesso punto di vista del tuo collega Luciano Gradini, il quale, quando l'ho sentito di recente, mi ha detto che lui cioè, guarderebbe più con propensione ad un'unione di Portogallo con il Pordenonese anziché con Venezia, per una questione di No, vicinanza, Qual è la tua no, posizione? no, la mia posizione è quella di sempre che ho già rilasciato anche ai TV locali. Io sono proprio per la terza via che proprio sul suo sito lei ha elencato. La terza via è un'autonomia nel Veneto orientale, come oggi la conferenza dei sindaci, che solo la conferenza dei sindaci del Veneto orientale oggi esiste, che applica la legge regionale. E io ritorno a ribadire che questo è il mio orientamento. Oggi una autonomia del Veneto orientale nell'ambito della città metropolitana. E questa autonomia vedrebbe Portogruaro come comune al centro rispetto a tutti gli altri comuni vicini. Sicuramente Portogruaro che è mandamento, Portogruaro sarebbe il fulcro di tutti i comuni del mandamento appunto di Portogruaro.